Buongiorno e bentornati alle tribune elettorali. Oggi siamo a Selvazzano in compagnia del candidato Vincenzo Bozza. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lui guida una lista civica, Selvazzano Civica, Ambiente e Progresso. Vincenzo Bozza, 29 anni, di Padova, laureato in scienze storiche, appassionato d'arte e musica, sta concludendo un dottorato di ricerca all'Università di Padova e Parigi. Autore di saggi scientifici e divulgativi ed editore, nonché vicepresidente di un'associazione culturale che promuove la libera ricerca scientifica. Allora io le chiedo come prima domanda, com'è nato il desiderio di scendere in politica? Allora, la politica è sempre stata una mia passione, ho cercato di vivere la politica finché ho potuto, sia all'università, quindi durante il biennio della magistrale, sono stato candidato per il sindacato studentesco UDU, per il mio dipartimento, e questo ovviamente all'età di 19-20 anni. Prima mi sono sempre appassionato alla politica, ascoltando soprattutto i racconti del mio prozio, sindacalista delle poste, che ogni volta che c'era l'occasione mi raccontava di come viveva la sua politica sul territorio, e ovviamente la passione me l'ha trasmessa con i suoi racconti. Successivamente la mia prima esperienza con la politica locale, quindi nel territorio di Selvazzano, dove ho vissuto fino ai 25 anni, è stata con la scorsa tornata elettorale, quando ho avuto l'occasione di sostenere la campagna di una carissima amica per SEL, che è il partito dove entrambi eravamo iscritti all'epoca. Attualmente, sia con le politiche nazionali dell'anno scorso, sia con le politiche europee di quest'anno, il fuoco della politica è tornato. Io ora a livello nazionale milito in Sinistra Italiana, però la scelta di scendere in campo per questa tornata elettorale con Selvazzano Civica è stata una scelta che è arrivata un po' in sordina, nel senso che avevo dato la mia disponibilità come cittadino ad aggregarmi a questo gruppo di persone che si stava domandando che cosa poteva fare per il territorio, e al momento di costituire la lista un po' io mi sono rimesso in gioco, e il mio nome è stato scelto poi dall'Assemblea come nome su cui puntare al momento della candidatura e della formazione della lista. Per cui la politica, diciamo, vissuta, la politica teorica, le politiche economiche, ma soprattutto le politiche a favore delle persone più disagiate, di quello che viene chiamato terzo settore, no? Quindi nei confronti di persone con disabilità, di migranti, di persone a volte anche lasciate ai margini di quello che è l'interesse di un'amministrazione comunale o delle possibilità del bilancio di un'amministrazione comunale, mi hanno sempre interessato, sia come cittadino, sia come studioso, ma sia come persona che intende fare politica attiva. La sua lista civica si chiama Selvazzano Civica, Ambiente e Progresso. Perché? Allora, quando abbiamo deciso il nome per la nostra lista, sembra una cosa banale, ma il nome identifica la lista, identifica l'identità delle persone che la compongono. Abbiamo pensato a questi tre elementi che, diciamo, circondavano la parola Selvazzano. Civica, perché nessuno di noi era ed è attualmente persona che ha avuto un trascorso nella politica del territorio, se non appunto come attivi, come persone attive nelle associazioni, nelle organizzazioni, nei comitati. Nessuno di noi ha seduto in consiglio comunale prima. Quindi siamo persone provenienti dall'ambito, dall'ambiente civico, non abbiamo un partito politico alle spalle. Ambiente e progresso sono un po' le linee del piano cartesiano dove si inserisce il cittadino di oggi. L'ambiente è lo spazio, il progresso è il tempo. Non possiamo radicarci in un passato che per fortuna sotto certi punti di vista non tornerà più, un passato fatto di chiusure, un passato reazionario, un passato che non si adegua al mondo che cambia, un passato che non è in grado di accettare le sfide che si propone il futuro. E l'ambiente è il luogo in cui ci troviamo a vivere. Come spesso ho detto in molte occasioni, in molti confronti pubblici che ho avuto la possibilità di tenere in queste settimane, dobbiamo distinguere tre livelli. Innanzitutto la natura,
La natura è tutto ciò che ci circonda, lo stesso cittadino in quanto essere umano fa parte della natura e il rispetto per la natura è alla base di ogni comportamento dell'essere umano. La natura poi, quando entra in contatto con l'uomo, che la domina in un certo qual modo, diventa ambiente. E l'ambiente è costituito sia da tutto ciò che, come dicevo, ci circonda, quindi alberi, fiumi, ma anche da edifici, anche da strade e tutte le strutture entro le quali l'uomo si organizza. E poi c'è forse il vertice di questa bellissima piramide costituita da natura e ambiente, che è il paesaggio. Il paesaggio, che è un concetto che dovrebbe essere ben considerato all'interno della Costituzione italiana, è la bellezza dentro la quale l'uomo vive e soprattutto l'aria che l'uomo respira. Noi non possiamo, e sfido chiunque di noi a vivere in un territorio dove il cemento la fa da padrone, dove l'inquinamento si lega inevitabilmente con l'essere umano a tal punto da condizionarne la vita stessa. Sappiamo, ad esempio, e questa è una cosa che, non essendo io del settore, però cercando di studiare, cercando di partecipare a convegni sul tema dell'inquinamento sottile, cioè l'inquinamento che raggiunge l'uomo laddove non si pensa, mi ha colpito molto, ad esempio, scoprire che i gas di scarico delle macchine, che sono gas ad altezza bambino, colpiscono direttamente i nostri figli, i nostri nipoti. Io posso pensare ai miei cuginetti più piccoli, che sono ad altezza dei tubi di scarico e dei tubi di scappamento delle macchine. E il livello di PM10 nel sangue, così come ad esempio semplicemente nelle merendine cariche di grassi, e quindi luogo privilegiato in cui il PM10 si può legare nell'alimentazione. Ecco, tutte queste sono cose che sembrano essere lontane da tutto ciò che l'amministrazione di un comune può fare, e invece sono alla base, sono la possibilità di rieducare le persone e rieducare prima di tutto se stessi ad una civiltà pulita, ad una civiltà che cerchi il più possibile di allontanarsi da un futuro che si sta degradando. Greta Thunberg ce lo insegna, e insieme a lei, che però è stato l'esempio di come il radicalizzarsi di certe posizioni arrivi a mobilitare i giovani, ed è un radicalismo, mi viene da dire, positivo. Quando i giovani scendono in campo, scendono in piazza, protestano e manifestano, le generazioni passate devono dare ascolto, perché i giovani, parlo anche per me, sono il futuro di questa terra. Ecco, allora, cosa si può fare concretamente a livello locale? Cosa può fare un'amministrazione locale per l'ambiente? Certamente il punto di principio è la salvaguardia del verde e lo stop alla cementificazione. Poi, ovviamente, un'amministrazione comunale può adottare tutta una serie di strategie, sia urbanistiche, sia relative alla mobilità, sia anche di incentivo alla mobilità green, che possono aiutare i cittadini a fare delle scelte positive. Faccio un esempio. Uno dei punti di forza del nostro programma, che vuole essere una promessa realizzabile per i cittadini, è l'implementazione delle piste ciclabili. La pista ciclabile non è solo una scelta sportiva, non è solo una scelta salutista, ma è anche una scelta per contrastare l'inquinamento dato dalle macchine. La mobilità, il trasporto pubblico, implementandolo, cercando delle strategie per poter raggiungere capillarmente il territorio, può disincentivare l'uso di automobili. Un'amministrazione comunale, ad esempio, può adottare delle strategie di, ad esempio, incentivi per il cambio delle auto che sono altamente inquinanti, perché sappiamo, volenti o nolenti, che chi non ha uno stipendio alto, la maggior parte ovviamente dei cittadini, non può cambiare auto ogni volta che si alzano i livelli di PM10, quindi noi possiamo dare un incentivo anche a questo tipo di soluzioni per chi proprio deve utilizzare la macchina. Parallelamente, la nostra idea è quella di aumentare gli spazi verdi, non barattandoli con altro cemento altrove, ma spazi verdi fini a loro stessi, spazi verdi perché gli spazi verdi faranno bene agli occhi, faranno bene al cuore, faranno bene alla salute. Nel suo programma si legge un particolare interesse riguardo ai parchi pubblici e nello specifico le aree cani. Certo, allora sappiamo che ormai molte famiglie vivono con animali domestici perché fanno parte della famiglia, fanno parte di questi nuovi gruppi sociali che sempre più hanno bisogno di integrarsi con animali domestici, con gatti, cani
e animali da compagnia, perché fanno parte ormai della famiglia in tutti i sensi. E questo significa che bisogna adattare anche gli spazi pubblici affinché ci sia un corretto uso dell'ambiente da parte dei possessori di animali. Questo lo dico perché molto spesso succede di trovare lamentele da parte anche dei cittadini per cose molto banali. Mi permetto di aprire una parentesi in questo senso. Molto spesso un'amministrazione la si valuta per quante buche ha coperto nei marciapiedi, per quante piccole infrastrutture ha costruito, però ad esempio se si ascoltano le lamentele sul territorio, ad esempio della mancata integrazione dei cittadini e dei loro animali domestici, no? Le famose cacche di cane sui marciapiedi, che contribuiscono a rendere il malcontento tra i cittadini e le persone che hanno la necessità di portare a spasso i loro animali. Ecco, implementando le aree verdi per cani si darà una possibilità in più anche a queste famiglie, anche a queste realtà. Ecco, ritiene che al momento i parchi pubblici siano gestiti in maniera corretta o proporrebbe delle modifiche? Allora, quello che possiamo dire in questo noi di Selvazzano Civica rispetto ai parchi è questo. Gli elementi fondamentali per chi li frequenta devono essere la sicurezza delle strutture, la gestione del verde pubblico, quindi lo sfalcio erba, ad esempio l'illuminazione che non sempre è attiva, così come laddove c'è cemento o giostrine per bambini, tenerle sempre in sicurezza. A nostro avviso questo è quello che può fare l'amministrazione comunale, cioè tenere una costante cura dei luoghi pubblici. Quello che a noi però preoccupa, ed è lo spirito con cui noi ci proponiamo in questa campagna elettorale, è che ci sia anche da parte della cittadinanza una presa di coscienza che la manutenzione delle aree pubbliche non è demandata soltanto all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale può intervenire e deve intervenire sempre per tenere in sicurezza le aree e per migliorarle. Però da parte dei cittadini, e basta che ci guardiamo intorno nel parco in cui siamo, dovrebbero anche imparare ad avere cura di quello che viene loro consegnato, perché molto spesso si assiste ad un uso e ad un abuso dei luoghi pubblici, in questo caso ad esempio i parchi dove sono presenti anche strutture per bambini, che non permettono più un corretto uso perché magari lasciate in abbandono, degradate o appunto oggetto di atti vandalici. Leggo di un progetto riguardo ad un parco agropaesaggistico. Sì, lo spunto è venuto leggendo il programma elettorale di Coalizione Civica della città di Padova, e abbiamo pensato come noi di Selvazzano Civica potessimo arrivare a tutelare il verde e a tutelare tutto ciò che è area rurale nel nostro comune. Ho avuto la possibilità qualche giorno fa, grazie ad Alberto Melis, proprietario di un'associazione che permette di fare voli in mongolfiera, di poter vedere il nostro territorio dall'alto. Ovviamente non solo il territorio comunale di Selvazzano, ma senza soluzione di continuità anche il territorio di Saccolongo, il territorio di Veggiano, Mestrino e i territori circonvicini. Ecco, la cosa che mi ha colpito è la bellezza dell'area rurale di questo nostro territorio vista dall'alto, e vale la pena preservarla con delle leggi e soprattutto con delle risorse che possono provenire anche dall'Unione Europea, per poter fare di queste aree delle aree vincolate e per evitare che il progressivo dirigersi verso una mentalità di impresa che consuma il territorio, che consuma il suolo e che lo cementifica, magari anche per breve tempo, giusto per poter raccimolare quello che serve per spostare le imprese, i negozi, i supermercati di prossimità, i cosiddetti supermercati di prossimità che in realtà sono grande distribuzione, e dopo aver vandalizzato un territorio col cemento spostarsi altrove e cementificare altrove. Ecco, l'idea del parco agropaesaggistico, che metterebbe anche in risalto le peculiarità del territorio di Selvazzano, servirebbe da parte nostra per poter vincolare quest'area e mantenerla legata al suo passato, al suo presente e al suo futuro rurale. Ecco, la prossima domanda va proprio al punto, perché sempre più negozi di vicinato chiudono mentre proliferano i grandi centri acquisti. La grande distribuzione, la grande impresa in un periodo di sfrenato liberismo hanno portato ad un consumo di suolo importante e soprattutto hanno richiesto
alla piccola distribuzione e ai piccoli negozi di vicinato di mettersi di fronte a un compromesso, continuare sapendo quali erano le spese cui andavano incontro, o arrendersi e quindi chiudere. Selvazzano ha visto nel corso del tempo molte vetrine sparire. Passiamo per le vie principali della città e vediamo molto spesso queste belle vetrine, però vuote. C'è una logica, che è quella dei 2500 metri quadrati, che fa da spartiacque tra la grande distribuzione e la piccola distribuzione. Ecco, tutti i supermercati che pian piano stanno fiorendo nel nostro comune sono considerati piccola distribuzione, eppure su quegli scaffali troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il problema è che ogni pochi chilometri troviamo grandi centri commerciali che si spacciano per piccola distribuzione. Ecco, noi non possiamo, come comune, come amministrazione, impedire che ci sia una presa aggressiva sul territorio, questo è il mio punto di vista, perché questo è il meccanismo di impresa. Però possiamo trovare il modo per poter dissuadere chi compie queste azioni aggressive sul territorio e incentivare la riapertura di piccole strutture e negozi di prossimità. Vedete, la bellezza di Selvazzano, almeno del centro, come l'ho vissuto io nei miei primi 25 anni, era quello di poter camminare per i marciapiedi della città, trovare il negozio di fiducia, dove magari il fruttivendolo, il macellaio, il panificio, e intessere con quelle persone una relazione di fiducia anche per quello che si andava ad acquistare. È ovvio che la grande distribuzione, in un periodo di forte crisi economica come questa, propone anche prodotti a basso prezzo. Il problema è che, mi si perdonerà questa chiosa, bisogna tenere conto anche della salute, bisogna tenere conto quale tipo di economia noi vogliamo foraggiare. Ecco, la possibilità di avere negozi di prossimità e di incentivare anche gruppi di negozi di prossimità, in modo tale che l'amministrazione, che il comune si faccia da garante di un processo, come dire, di affitto calmierato, di ricollocazione delle strutture nel territorio. Ecco, questa credo possa essere l'azione che ci può rappresentare come Selvazzano Civica nel cambio di paradigma, cioè interpretare le esigenze del territorio e non seguire i trend economici fini a loro stessi. Allora, capitolo edifici in disuso, partiamo dal complesso dell'ex USL e l'ex IRIDE, che è collocato a Tencarola. Certo, noi sempre per quanto riguarda la riqualificazione siamo favorevoli affinché tutto ciò che è già presente sul territorio abbia una seconda vita, proprio nella logica di evitare una nuova cementificazione del territorio. Da parte di una delle liste che stanno concorrendo alla nostra, insieme a noi in questa tornata elettorale, insieme a noi intendo contro di noi, c'è la proposta di fare un teatro in quell'area. Dobbiamo tenere conto che è vicino a un'area cimiteriale e quindi ci sono leggi che vietano la prossimità di teatri ad aree cimiteriali, quindi teniamo conto anche di questo. Potrebbe essere pensato come uno spazio, come lo intendiamo noi, una social room, ovvero uno spazio in cui i giovani, le start-up, le associazioni possano mettere insieme il loro know-how e poter anche, come dire, far incontrare la domanda con l'offerta. Immaginiamo se la presenza di giovani laureati, giovani esperti in qualcuno dei settori emergenti, può essere la produzione di app, può essere un'associazione che conosce il territorio, i limiti e i privilegi del territorio, che sta cercando magari un piccolo incentivo per poter partire con una strategia sul territorio, una strategia anche di marketing, una strategia green, ad esempio, ecologica. Ecco, e magari incontri in quella stessa social room qualcuno disposto ad investire nei loro progetti. Ecco, questa è la nostra idea, cioè fare degli spazi cantiere, dei laboratori in cui le persone possano incontrarsi, far incontrare la domanda e far incontrare l'offerta. Sicuramente quello che noi non vogliamo è creare dei doppioni sul territorio,
E come territorio non intendo soltanto il territorio comunale. Già noi viviamo personalmente come Selvazzano Civica la presenza del polo natatorio come un qualcosa in più, come uno spreco di denaro pubblico, visto che le piscine più vicine sono a pochi chilometri nella zona delle terme, nella zona di Chiesa Nuova o nella zona appunto nella zona del Bassanello. Quindi l'esigenza di un polo natatorio, di una nuova piscina, noi non la vediamo. Sappiamo che da 6 milioni è arrivata a 10 milioni, quindi è un peso nel bilancio pubblico. Come poter reinvestire questo denaro per poter riqualificare quelle aree di cui, ad esempio come l'ex ULSS? Ad esempio potendo mettere a disposizione quella stessa area, quelle stesse stanze, quello stesso edificio per queste associazioni e dare degli incentivi affinché possano trovare il loro spazio e dare il loro futuro. Ecco, a proposito di ristrutturare, c'è qualche edificio storico che vorreste in particolare riportare a nuova vita? Nella mia storia personale c'è stata una lunga battaglia per poter ridare vita alla chiesetta di Santa Maria di Quarta, che si trova lungo l'argine di Selvazzano, in zona Vegri. E secondo me, io negli anni passati ho portato all'attenzione dell'amministrazione con facendo protocollare diverse richieste di intervento, e secondo me potrebbe essere uno dei luoghi che varrebbe la pena ristrutturare e riportare all'attenzione dei cittadini. Fa parte della storia medievale del nostro comune, potrebbe interessare anche un turismo, ad esempio, ciclabile, farlo diventare una tappa lungo gli argini. Insomma, si può sfruttare meglio, e se io dovessi personalmente investire del denaro, lo investirei lì. Parliamo ora di viabilità. Cosa andrebbe cambiato secondo lei nella viabilità urbana di Selvazzano? Allora, Selvazzano sappiamo che ha avuto qualche anno fa la possibilità di essere collegato da una tangenziale, e questo ha facilitato il collegamento tra Padova e la zona del comune di Teolo. Nello stesso tempo la presenza di circolazione di rotatorie ha permesso di sostituire semafori e quindi di alleggerire il carico del traffico. Il grande problema di Selvazzano è che è una città costruita per la maggior parte tra gli anni 60 e 70, e le sue frazioni si sono sviluppate lungo le arterie principali di via Scappacchiò e via Scappacchiò Est e via Scappacchiò Ovest, quindi la parte che va verso il comune di Saccolongo e la parte che congiunge con via dei Colli il comune di Padova. Ripensare l'intera viabilità, l'intera mobilità, appunto, viabilità stradale, e permettere una mobilità green significa, come ho detto prima, implementare le piste ciclabili, quindi incentivare l'uso delle biciclette per i piccoli spostamenti, poter implementare l'uso di autobus, pullman e trasporto pubblico, vista la possibilità, come sappiamo, probabilmente non toccherà il nostro comune, però la possibilità di far arrivare il tram nella zona di Mestrino potrebbe, da parte di Padova, far alleggerire il carico di traffico di automobili nel nostro comune. Sicuramente una delle scelte che dovremo fare come amministrazione, se avremo la possibilità di amministrare questo comune, sarà ripensare anche la ridistribuzione delle unità abitative. La proposta che è stata fatta dal comune per l'area dell'ex seminario di arrivare a costruire 3.000 unità abitative nuove, quindi ipotizziamo l'arrivo di 10.000 nuovi abitanti, se si pensa ad esempio a famiglie con almeno un bambino. E quindi significa ad almeno 3.000 macchine in più, se ogni famiglia ha una macchina, con 3 grattacieli così come previsto, e un edificio che dovrebbe essere un palazzetto dello sport o comunque un'area polivalente. Significa concentrare nell'area tra l'Argine e San Domenico, 2 aree sappiamo molto sensibili per quanto riguarda il traffico, un'elevata percentuale di smog, un'elevata percentuale di traffico che renderebbe ingestibile tutta la zona di San Domenico Vecchia e dell'Argine. Ecco, e proprio sul seminario andiamo più nel dettaglio. Alcuni addirittura lo considerano un'opera d'arte da salvare e ristrutturare. Lei cosa ne pensa a riguardo? So di molti gruppi, di molti comitati, me lo dicono gli amici che usano i social. Io per scelta non sono su Facebook, però so di gruppi che si sono mobilitati per salvare l'area dell'ex seminario minore.
e può avere sicuramente una valenza che io, lo ammetto, posso non apprezzare, la valenza architettonica dell'area. E so, ad esempio, che il competitor del PD, il candidato Antonio Santamaria, ritiene che quell'area abbia anche un pregio artistico. Personalmente approverei una scelta un po' più radicale, perché vorrei prendermi l'impegno di restituire quell'area, che è un bene pubblico, ai cittadini. Lo dico perché il seminario ha una sua storia. Dopo il Concilio Vaticano II, probabilmente in un impeto di speranza da parte della Chiesa Cattolica, si era pensato che la scelta delle vocazioni religiose avrebbe portato a riempire quell'area per anni e anni e anni. In realtà nel 2001 la diocesi si è vista costretta a spostare in un'area molto più piccola, visto anche il calo delle presenze, gli alunni del seminario minore, e così quell'area è andata pian piano in disuso. Per alcune vicende molto complesse che hanno interessato anche le aule di tribunale tra la Curia e il comune di Selvazzano, per quell'area non è stata trovata fino adesso una destinazione. Ecco, la nostra idea è questa, abbiamo avuto modo di presentarla ieri insieme ad Alice Brombin, una candidata al Parlamento europeo, e a Piero Ruzzante di Liberi Uguali, consigliere regionale, e la nostra proposta è quella di comprare l'area, abbattere la struttura e riconsegnare un parco verde per i cittadini, per le famiglie, un parco che possa diventare un piccolo polmone verde per la nostra area. Ecco, cambiamo argomento, attenzione alla persona, il suo impegno parte già dalla nascita. Sì, noi abbiamo dedicato nel nostro programma a dei cittadini che non andranno a votare almeno per i prossimi 18 anni, abbiamo dedicato uno spazio che è quello soprattutto però rivolto ai cittadini, ai genitori, quello di poter usufruire di servizi asili nido con un interesse anche economico da parte del comune maggiore. Vogliamo fare in modo che sia aumentata la retta per questi bambini, visto che negli ultimi anni il comune non ha saputo andare incontro a quelle che erano le esigenze delle famiglie, mantenendo il rapporto contributo comunale retta dell'asilo inferiore agli standard provinciali. Dai giovani passiamo alla terza età, cosa è previsto per entrambe queste categorie? Certo, anche la terza età, forse avrete visto, no, nel nostro simbolo l'albero, il tronco dell'albero sono delle persone, sono delle famiglie, e sono delle famiglie che molto spesso si trovano ad avere a carico non solo bambini, ma anche i propri genitori nell'età senescente. Noi non vogliamo che in questo 2019, in questo nuovo secolo che avanza, non vogliamo pensare che per una famiglia si debbano fare delle scelte esclusive, che mettano ai margini della quotidianità gli anziani. Gli anziani sono stati le colonne della nostra storia. Se io penso ai miei nonni, sono tuttora le colonne della mia vita. E pensare di poter fare qualcosa come amministrazione per poter facilitare la vita delle famiglie che hanno a loro carico anziani e gli anziani stessi è molto importante. Una proposta che viene dal nord Europa, che viene un po' da quell'Europa libera e aperta che conosciamo, è quella del co-housing, cioè la possibilità di garantire ad anziani ancora autosufficienti, ma che purtroppo la vita solitaria non è opportuna o non è semplice, delle strutture in cui possano condividere delle aree comuni, assistiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da del personale esperto che possa accompagnarli nella loro quotidianità. Questo è il punto sul quale noi vogliamo insistere. L'anzianità, così come l'infanzia, così come l'età matura, non devono essere vissuti come momenti ciascuno con delle problematiche che vanno affrontate di per loro stesse. Noi vogliamo fare rete in modo tale che giovani, anziani, ma persone nel pieno della loro vita riescano a condividere le loro potenzialità e possano mettere insieme le proprie criticità per poterle affrontare. Questo è
a mio avviso, l'obiettivo del progetto che abbiamo messo nel nostro programma, che è il progetto Cittadinanza Attiva, cioè formare una rete, fare in modo che i cittadini non si sentano soli e fare in modo che episodi, come episodi di cronaca di cui leggiamo sui giornali ogni giorno, tra vicini di casa, anche in uno stesso condominio, non ci si conosca e non si sappia la necessità della persona che ci vive accanto. Ecco, noi vogliamo che la cittadinanza cresca anche in questo, per questo non c'è bisogno di intervenire sul bilancio, basta soltanto rieducarsi e rieducare la cittadinanza. Ecco, lei ha 29 anni, è un giovane, molti giovani non trovano lavoro, cosa può fare un comune per aiutarli? Io stesso, devo dire la verità, mi trovo in questo momento ad essere prossimo alla scadenza di un contratto di lavoro e la domanda è forte. La domanda è forte, la domanda di lavoro è forte. I giovani, i miei coetanei, immagino una fascia però che va dai 18 ai 40 anni, quindi in cui il quarantenne è giovane a tutti gli effetti, si domandano a che sacrificio sono destinati per poter avere un posto di lavoro. Quello che il comune può fare è, senza dubbio, creare le occasioni. Sappiamo che il lavoro non è strettamente competenza di un'amministrazione comunale, però noi possiamo far incontrare, come dicevo prima, la domanda con l'offerta, creare le occasioni, anche attraverso la costituzione di cooperative che possono agire sul territorio. Limitatamente a quello che appunto possiamo fare, questo sarà il nostro intervento. Vero è che la difficoltà con cui lo sportello dell'assessorato al lavoro in questo comune negli ultimi 10 anni si è comportato, non è stato in grado di rispondere adeguatamente alla domanda. Lo dobbiamo sottolineare che è stato il fallimento di questa amministrazione, così come dobbiamo sottolineare che chi era preposto a quell'assessorato in questo momento si candida in una delle liste che stanno concorrendo in queste elezioni. Quello che vogliamo fare noi e del nostro progetto per la nostra amministrazione è quella di un assessorato al lavoro e alla promozione sociale, perché le due cose devono andare assieme. Non c'è lavoro se non c'è sviluppo e promozione sociale. Selvazzano e sport. Anche qui c'è da aprire una parentesi legata al fatto che l'assessorato allo sport era di competenza sempre dell'assessore che si candida in questa tornata elettorale. Specifichiamo che è l'assessore Giovanna Rossi, certo. Non ho specificato il nome perché non voglio personalizzare ovviamente la querelle politica. È una scelta che ho fatto per tutta la durata di questa tornata elettorale, quella di pensare che ciascuno di noi in questo contesto fa del suo meglio, e ovviamente se ci sono errori in quanto esseri umani. Credo che nessuno agisca con malizia nell'errare, per cui esiste la personalità politica ed esiste poi la persona con la quale magari si può diventare anche amici, non credo. Però per quanto riguarda lo sport, una delle esigenze che abbiamo visto provenire dal territorio è quella di riportare alle strutture sportive la competenza diretta sugli impianti che hanno gestito prima della nascita, prima della costituzione della Janus SRL, che ha portato al malcontento per molte delle società sportive del territorio verso un beneficio, così come recitano i bilanci, soltanto per l'impianto sportivo Ceron. Quindi quello che noi ci impegniamo a fare, così come abbiamo avuto modo di comunicare alle varie associazioni, è quello di ridare la responsabilità degli impianti alle varie associazioni sportive del territorio, questo principalmente. Poi ovviamente intervenire sulle le rette sportive, e facendo in modo che chi ha le famiglie che hanno più figli possono avere delle rette agevolate, e per quanto riguarda poi la disabilità, favorire la presenza di squadre miste o comunque di attività sportive che riescano a includere anche ragazzi, persone con disabilità varie. Selvazzano è una città sicura? Per come la vivo io, Selvazzano è una città sicura. Episodi come violenze, furti, sono rare. Può dipendere dall'amministrazione? Sì, l'amministrazione può fare in modo di renderla più sicura concertando con le autorità di polizia delle
dei meccanismi di controllo del territorio, magari nelle aree più sensibili. Noi di Selvazzano Civica non vogliamo tuttavia che si trovi a episodi circostanziati di criminalità, ripeto, quando anche si dovessero proporre sul territorio. Non vogliamo che vengano messi in relazione tuttavia a problemi nazionali, perché queste sono le risposte più facili. Non vogliamo che alcuni partiti presenti sul territorio, come la Lega, che viene rappresentata a livello nazionale dal nostro Ministro dell'Interno, continui a pensare che la criminalità, ad esempio, dipenda dall'immigrazione. Non vogliamo pensare che a Selvazzano si arrivi a disintegrare il tessuto sociale, dividendo le persone in locali e forestieri. Vogliamo affrontare i problemi man mano che essi si pongono, e qualora vi sia un aumento del tasso di criminalità vogliamo anche dare la risposta giusta. Ripeto, in questo momento, per come ho vissuto io il mio comune e per come lo sto vivendo, non è né più né meno criminale di tante altre città della periferia padovana. Ecco, piccole sacche di degrado comunque ci Certo. sono comunque. Come si può combattere queste forme di microcriminalità, chiamiamola così, ma può essere anche la sporcizia in un parco, ad esempio? Certo. Noi, come cittadini, prima che come gruppo che si presenta alle elezioni, prima che come gruppo politico, prima che come gruppo che porta avanti l'idea di progresso, ci rivolgiamo ai cittadini, e a volte so che questo potrebbe non portare voti, però lo dico lo stesso, alla pigrizia dei cittadini che se vedono a terra una carta non la raccolgono, che se vedono una persona in difficoltà non la aiutano. Il nostro progetto appunto è quello di fare rete. L'amministrazione comunale si pone nella gestione della cosa pubblica a metà tra la cosa pubblica stessa e i cittadini. Non possiamo pensare a un intervento dirigista che porti l'amministratore, Che porti gli assessori, i consiglieri, i tecnici ad avere un occhio dovunque. Noi siamo contrari e lontani all'idea di un'amministrazione che debba essere onnipresente e invadere anche lo spazio privato del cittadino. Noi crediamo invece che rendendo capillare la consulta, rendendo capillare piccoli organismi territoriali, si possa riuscire ad arrivare a gestire molte situazioni, chiamiamole di degrado, chiamiamole di difficoltà, chiamiamole un po' di inceppamento della macchina quotidiana sociale, semplicemente portando all'attenzione dell'amministrazione le problematiche e tentando di risolverle insieme. Sembra un aspetto affrontato in maniera fin troppo buonista, come direbbe qualcuno, però invece secondo noi è la soluzione per il nostro futuro e per il nostro avvenire. L'amministrazione non deve essere l'occhio del Grande Fratello di Orwell, che tutto sa, tutto conosce, tutto può e tutto risolve. Noi crediamo sia necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino per la cittadinanza stessa. Ecco, io l'ho tenuto volutamente per ultimo, ma so che è uno dei suoi capisaldi è la fusione dei comuni. Certo, noi anche in questo crediamo profondamente che Selvazzano, proiettata verso il futuro, non possa più pensare a se stessa come un campanile in mezzo ad altri campanili. Come dicevo prima, la necessità di avere una piscina era una reale necessità, la necessità di avere un teatro è una reale necessità? Io non credo, e nessuno di coloro che sono candidati e nessuno di coloro che simpatizzano per la nostra lista ritiene che questo tipo di strutture, questo tipo di infrastrutture, questo tipo di richieste del territorio siano richieste reali. È ritagliarsi quel pezzettino di giardino, continuarlo a coltivare e far finta che il giardino del vicino non abbia qualcosa che ci serve. E invece no, allargare i confini significa non solo guadagnare a livello amministrativo e risparmiare, questo sicuramente è il risvolto pratico, ma bisogna pensare, se guardiamo da una mappa satellitare notturna la nostra area triveneta, che non c'è soluzione di continuità, parlando in grande, tra Padova, Vicenza, Treviso, Mestre. Se si guarda dall'alto questa zona è un unico grande agglomerato urbano che può pensare in grande.
Ora, se abbiamo delle risorse, e probabilmente anche delle risorse limitate, come possiamo pensare di continuarle a utilizzare per infrastrutture e non invece per servizi? Pensiamo che ad esempio il nostro territorio ha il consorzio dei vigili di Padova Ovest, che è già una prima forma di unione di servizi a livello amministrativo. Ecco, se noi cominciamo a ragionare nell'ottica di unione dei servizi, unione amministrativa di tante altre cose, mobilità, viabilità, possibilità di mettere a bilancio insieme più comuni, progetti comuni, possiamo orientarci verso la fusione dei comuni e la creazione di un nuovo ente. Siamo in una fase di discussione anche tra di noi e con la cittadinanza. Abbiamo fatto un incontro il 17 maggio scorso proprio in questo senso, cioè verso dove vogliamo orientarci. Vogliamo orientarci alla Grande Padova o vogliamo pensare di unirci con i comuni vicini, ad esempio Saccolongo, Mestrino e Rubano, che con noi hanno più o meno alcuni tratti simili? Ecco, come vedete non c'è un terzo, non c'è la possibilità di non unirci. La necessità di unirci e diffonderci in futuro è la necessità di dare possibilità, maggiori possibilità a tutti i cittadini. Le bombe sotto il ponte di Trincarola, chissà che fine hanno fatto, quanta acqua è passata sotto quel ponte. Avevo avuto occasione, ricordo di essere stato presente al consiglio comunale in cui l'assessore e il consigliere Biasio era stato interrogato a tal proposito dagli amministratori o aveva portato l'interrogazione in consiglio. Devo dire la verità, non lo so. Non so che fine abbiano fatto, se sono lì non sono ancora scoppiate e non credo siano in questo momento, e lo siano state negli ultimi 10 anni, un'urgenza dell'amministrazione uscente. Di bombe ce ne sarebbero tante, bombe intese in altro senso, cioè cose che l'amministrazione probabilmente ha coperto e, come si dice, la sabbia sotto il tappeto. Noi le vogliamo pian piano portare alla luce, è uno dei punti nel nostro programma, la trasparenza. Ed ecco, speriamo che questo non sia un bombardiere, però vogliamo sicuramente portare alla luce tutto ciò che è necessario, anche ovviamente non voglio essere superficiale in questo, se sono una necessità per la sicurezza dei cittadini ovviamente vanno portate alla luce, ecco. Ringraziamo Vincenzo Vazza della Civica, Selvazzano Civica Ambiente e Progresso. Grazie a voi. E buona giornata. A voi.